Appuntamento con la rubrica dedicata alla politica sandonatese. Abbiamo incontrato il segretario del Partito Democratico Francesca Zottis. Scopriamo quali sono le novità. Siamo con la dottoressa Zottis, segretario del Partito Democratico Sandonatese. Parliamo dei prossimi appuntamenti. L'8 giugno inizierà la settimana democratica. Quali sono le tematiche che affronterete, soprattutto per quanto riguarda la zona di Sandona di Piave? Allora, gli appuntamenti sono numerosi. Nella prima serata, quella dell'8 giugno alle 20:45 presso il Centro Culturale, affronteremo il tema della città che vogliamo e che meritiamo. È un incontro alla presenza del professor Almagistri, che è un politologo dell'Università di Padova, la presenza della vice sindaca di Vicenza, Alessandra Moretti, e dell'eurodeputata Deborah Serracchiani. L'argomento sarà sulla visione di città di Sandonà, ma anche delle buone prassi che ci sono a livello europeo e a livello italiano, su come rendere sostenibile una città in termini anche di relazioni. Il 9 giugno ci sarà un'interessante invece iniziativa al Parco della Scultura in Architettura, e alle 19 inizierà un po' l'organizzazione, dopodiché faremo vedere dei video con 18 giovani che abbiamo intervistato, che hanno intervistato i giovani democratici e che ci raccontano cosa desidererebbero da Sandonà e come vedono Sandonà, e poi ci sarà musica diretta da DJ Bosca. Domenica mattina, obiettivo comune Sandonà 2013 con me, con il sindaco di Trieste Cosolini e con Francesco Borga. In questo momento daremo sia una visione di quello che sta accadendo come trasformazioni territoriali all'interno del territorio del Sandonatese e del Veneto orientale e della provincia di Venezia, sia il Partito Democratico presenterà quelli che sono gli indirizzi di programma, che si basano molto sulla sostenibilità ambientale, su una revisione del sistema anche di relazioni da un punto di vista commerciale, artigianale, industriale e anche di relazioni per le famiglie e per i giovani. Dopodiché andiamo invece la settimana successiva, e l'11 di giugno alla sera avremo un incontro sulla giustizia all'Hotel Eraclea alle 20:45 con l'onorevole Viola. Dopodiché sabato sera al 16 ci sarà La città e le donne, verrà l'avvocata Ilana Alesso e la sindaca di Quarto d'Altino Silvia Conte e la Nicoletta Parrella, che è la rappresentante delle donne per quanto riguarda Sandonà, e ci racconteranno le buone prassi al femminile. Infine il 17 di giugno alla mattina avremo un incontro con un big nazionale a sorpresa, di cui vi daremo notizia quanto prima, e il 21 nella trattoria da Nicola avremo modo di confrontarci su dove sta andando la politica con Concita De Gregorio e Laura Puppato, la capogruppo regionale del Partito Democratico, dalle 19:30 in poi. Ci sono altre iniziative prossimamente promosse dal Partito Democratico? Sì, c'è un'interessante iniziativa a Vigonovo, promossa dal Partito Democratico di Vigonovo Democraticamente, Giovani e Lavoro, alla quale saranno presenti la vice sindaco di Vicenza Moretti, il consigliere regionale Pigozzo e il segretario della Riviera del Brenta della CGIL Tronchin, e alla quale presenterà anche la senatrice Donaggio, sempre del Partito Democratico. Lavoro e Giovani si terrà a Galta di Vigonovo in piazza Santello, inizierà alle 20:30. Diciamo che è un'ulteriore iniziativa che dimostra che il Partito Democratico vuole essere presente in tutto il territorio e con temi che toccano direttamente la cittadinanza. Bene, ringraziamo la dottoressa Zottis e ci rivediamo al prossimo appuntamento.